Benvenuti, benvenuti allora a questa nuova puntata di Veneto Agricoltura Channel e siamo molto felici di ospitare quest'oggi il nuovo direttore di Coldiretti Veneto e ci ha spiegato di dire direttore, non direttrice, Marina Montedoro. Devo dire, e vi chiedo anche scusa, ho una certa confidenza con la dottoressa Montedoro perché lei ha fatto addirittura uno stage qui a Veneto Agricoltura, quindi ci diremo anche del tu perché è inutile che facciamo dei giochi inutili. Allora, benvenuta Marina e complimenti per questa nuova nomina. Peraltro tu hai una carriera prestigiosa, sei passata per il Ministero, poi la Coldiretti in Lombardia, poi non so se dimentico altre cose. Intanto ciao Mimmo, buongiorno a tutti. Sì, è vero, hai anche ricordato che ho iniziato proprio con uno stage in Veneto Agricoltura qualche annetto fa, esatto, che è stato poi l'avvio di quella che è stata la mia attività nel settore agricolo, per cui devo dire che è nata sotto i migliori auspici anche grazie a Veneto Agricoltura, che ricordo che mi ha anche finanziato la borsa di dottorato di ricerca, che non è poco. Sì, ho fatto un percorso prima nazionale passando dal Ministero dell'Agricoltura, che è stata sicuramente una delle esperienze più interessanti e formative che ho fatto nella mia carriera, e per poi spostarmi in Lombardia, dove prima sono diventata direttore dell'Istituto Spallanzani, che è un istituto che lavora sempre nell'ambito del miglioramento genetico degli animali da reddito ed è un istituto nazionale e poi direttore di Coldiretti Lombardia a partire dal 2019 e oggi sono tornata qui in Veneto dopo qualche annetto. Peraltro possiamo dire che, voglio dire, Ministero certamente, Coldiretti Lombardia, Coldiretti Veneto, insieme con il Piemonte e l'Emilia Romagna, queste sono le più potenti agricolture italiane. Assolutamente sì, sono le quattro regioni che fanno da padrone sicuramente nel settore agricolo, non solo per numero di aziende, ma anche chiaramente per fatturato e per PIL, assolutamente. E qual è la tua valutazione, ecco, a questo punto? Qual è il ruolo dell'agricoltura soprattutto in questo periodo post-Covid? Veramente siamo in periodo in Covid. Purtroppo ancora hai ragione, purtroppo ancora in Covid. Ma io credo che oggi anche, passami il termine, grazie alla pandemia che stiamo vivendo ormai da 2 anni, credo che il mondo si sia accorto, non soltanto il paese Italia, di quanto fondamentale è il settore agricolo ed agroalimentare, non soltanto in termini di volano economico, ma anche proprio rispetto a quello che è la possibilità, diciamo, di garantire cibo alla popolazione. Noi durante il Covid ci siamo accorti che l'attività delle aziende agricole, e io lo ricordo anche sociale, perché le aziende agricole sono state veramente tra le promotrici anche di attività a favore di quelle famiglie che si sono scoperte durante il Covid in gravi difficoltà economiche, per cui un ruolo non soltanto, diciamo, economico, ma anche proprio di prossimità al cittadino e sociale. Ecco, possiamo dire, e veniamo qui nel Veneto, che l'agricoltura veneta non è soltanto, diciamo, vino e cereali per farla breve? No, non è solo linee generali, anzi, noi dobbiamo dire che siamo molto fortunati perché viviamo in una regione che fonda le sue radici nella ruralità, quindi in quella che era la proprietà contadina. Oggi noi abbiamo 60.000 aziende agricole in Veneto che lavorano, coltivano 800.000 ettari di terreno, quindi veramente una parte importante della superficie disponibile e che fanno un fatturato di 6 miliardi di euro, per cui stiamo parlando veramente di una realtà che rappresenta il fiore all'occhiello, direi, di Regione Veneto, con una dimensione media che sicuramente è piccola, ma che rappresenta nei fatti quello che è un tessuto sociale del Veneto, quindi la piccola media impresa, che poi è anche il motore, direi, di tutto il paese. Adesso arriverà il PNRR e quindi arriveranno molti soldi. Che cosa chiede l'agricoltura, cosa chiede la Coldiretti? L'agricoltura e la Coldiretti cosa chiedono a Regione Veneto e a Veneto Agricoltura? Ma guarda Mimmo, il PNRR, l'abbiamo sempre detto, rappresenta veramente un elemento strategico per l'agricoltura. Probabilmente non abbiamo mai avuto così tante risorse economiche come
in questo periodo con il PNRR, e quindi è chiaro che noi abbiamo una grandissima responsabilità, e la responsabilità deve essere quella di utilizzare le risorse nel miglior modo possibile a vantaggio non soltanto delle aziende, chiaramente, ma anche poi di quello che è il territorio. E quello che noi chiediamo fondamentalmente è di continuare a capire che il tessuto delle aziende agricole va veramente sostenuto, perché fa un lavoro, ripeto, che non è soltanto meramente economico, ma un lavoro di salvaguardia ambientale, un lavoro di salvaguardia sociale e, ripeto, anche di qualità, perché noi nei fatti, grazie alle nostre aziende agricole, offriamo prodotti di alta qualità che tanti altri paesi non sono in grado di offrire. Quindi concentrarci sicuramente ancora su quelle che è la distintività dell'agricoltura nazionale e regionale, perché lo abbiamo sempre detto, noi magari non ci possiamo confrontare su quelli che sono, tra virgolette, i grandi numeri, ma ci possiamo confrontare invece e vincere la sfida su quella che è la qualità. E poi sicuramente tutta la partita delle energie rinnovabili, perché oggi noi dobbiamo andare sempre di più verso un'agricoltura che sia sostenibile, che si tratti di viticoltura, che si tratti di cerealicoltura, che si tratti di qualsiasi altra tipologia di agricoltura. Quindi Veneto Agricoltura deve accompagnare queste trasformazioni, questo percorso. Assolutamente, Veneto Agricoltura secondo me già accompagna, nel senso che sta facendo un grande lavoro di rinnovamento, lo abbiamo visto soprattutto in questo ultimo periodo, ha compiuto 100 anni, l'abbiamo festeggiata la settimana scorsa, è stato approvato il vostro piano, tra l'altro con una grande condivisione, voi avete fatto un lavoro di condivisione con il territorio e soprattutto proprio con le organizzazioni che rappresentano gli agricoltori, e questo per noi è un elemento veramente di positivo, perché noi dobbiamo, lo diciamo sempre, lavorare insieme, dobbiamo essere sinergici, perché è l'unico modo che abbiamo per cercare di portare un valore aggiunto al territorio, ai cittadini e agli agricoltori. Allora, grazie Marina Montedoro, il tempo è veramente tiranno, io con la dottoressa Montedoro parlerei per ore sinceramente, anche perché la sua estrazione economica ci dà la possibilità di capire veramente qual è la vera agricoltura, quello che abbiamo capito grazie di aver prima citato i 100 anni di Veneto Agricoltura, il libro che abbiamo realizzato, ci ha permesso di capire quanto è importante è stata l'agricoltura in questo secolo trascorso, e quindi quanto potrà essere significativa in quello che verrà, anche da un punto di vista appunto economico, come struttura portante dell'economia veneta. È una domanda. Sì, assolutamente, e soprattutto diciamo che in questi 100 anni è cambiata notevolmente. Il grande cambiamento lo abbiamo avuto grazie alla legge di orientamento che ha compiuto 20 anni quest'anno e che ci ha veramente consentito di dimostrare come l'agricoltura e gli agricoltori debbano avere un ruolo che va al di là della semplice produzione del cibo, e che, ripeto, è proprio quello che li caratterizzerà nei prossimi anni, io direi nei prossimi 20 anni, e cioè il fatto di essere agricoltori di attività distintive, di poter fare l'attività di vendita diretta, e quindi di avere un contatto diretto con il consumatore, e quindi anche far capire qual è la differenza tra un'agricoltura, diciamo, indifferenziata, che possiamo trovare ovunque nel mondo, e un'agricoltura invece che dà delle garanzie anche di qualità e di sicurezza alimentare per il consumatore. E qui io dico ben vengano tutte le battaglie che stiamo facendo, in particolare sull'etichettatura, perché noi dobbiamo cercare oggi di dare al consumatore degli strumenti per poter essere tranquilli anche quando fanno un acquisto, che lo facciano in grande distribuzione organizzata e che lo facciano all'interno appunto dell'azienda agricola. Per cui puntare sempre di più in futuro proprio su quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per valorizzare quella che è la nostra ruralità, a partire, ripeto, dalla qualità. Noi in Veneto abbiamo tantissime denominazioni, produzioni di qualità, e ne dobbiamo andare fieri. E penso in primis alla denominazione che oggi ci vogliono rubare, che è quella del Prosecco. Certamente, certamente. Sul Prosecco torneremo, voi sapete che Maria Montedoro è anche il presidente appunto dimmelo tu esattamente, delle colline UNESCO, no? Patrimonio esatto delle colline del Prosecco, di Collinare e Valdobbiadene. Ottimo, allora grazie mille. Buone feste alla Coldiretti, buone feste a tutto il mondo agricolo, buone feste a tutti voi che ci seguite, buone feste a Marina Montedoro
e soprattutto anche, visto che questo è il mio ultimo momento qui a Veneto Agricoltura Channel, buon anno a tutti quanti voi. Grazie Marina Montedoro, grazie dottoressa, grazie direttore, arrivederci a tutti.